la nave non è assolutamente bloccata in questo momento. La nave russa Valery Vasiliev, ferma da sabato al porto di Chioggia, non è mai stata bloccata. I marinai dell'equipaggio e i lavoratori portuali sono liberi di imbarcare i 120 container nella stiva pieni di elementi d'arredamento destinati alla Russia. A chiarire il malinteso e a calmare i portuali preoccupati della situazione di stallo è il portavoce degli spedizionieri marittimi internazionali, Tommaso Sitran. Naturalmente noi navighiamo a vista, di giorno in giorno le regole cambiano, le normative cambiano e a noi non resta altro che rispettarle, insomma, però al momento la nave può partire con la merce che oggi dovremo iniziare ad imbarcare. Le navi russe potranno dunque continuare ad attraccare, imbarcare e sbarcare fino al 16 di aprile. I problemi cominceranno dopo questa data con il blocco definitivo dovuto alle sanzioni decise dall'Unione Europea contro Mosca. Dopo 2 anni di fermo a causa del Covid, le preoccupazioni delle maestranze portuali non sono ancora finite. Sono molti a temere l'apertura della cassa integrazione causa guerra o in alternativa ad essere costretti al pendolarismo con il porto di Marghera. I problemi per lo scalo clodiense cominceranno quando inizierà il blocco totale di importazioni ed esportazioni per la Russia. Qua almeno lavoriamo principalmente con esportazione di prodotti finiti, quindi di impiantistica, e naturalmente riceviamo dalla Russia anche ferro che poi va nelle nostre acciaierie per produrre tutti poi i prodotti finiti. I prodotti lavorati verso la Russia e la paralisi dell'importazione dei materiali ferrosi provenienti da entrambi i paesi in guerra potrebbe portare ad una crisi irreparabile in grado di coinvolgere molti settori dell'industria veneta, blocco e ripercussioni che coinvolgeranno anche le imprese agricole per la mancanza dei fertilizzanti in arrivo dalla Russia.